coinvolgimento è tecnico e sportivo, nel senso che io comunque mi relaziono costantemente con il mister, però ecco, è giusto, abbiamo giocatori molto forti, io ormai ho una certa età ed è giusto che faccio il presidente, che già di per sé è un impegno grosso. E niente, quindi no, non credo che tornerò a giocare con la Lazio, abbiamo la Bliss, una squadra di amici, facciamo la Serie B e continuiamo così. Allora, la domanda è una domanda giusta, nel senso che ovviamente io non nasco laziale, però ovviamente il nome, il marchio e il blasone di questa grande polisportiva e di questa grande società mi ha portato a cercare di pensare in grande ovviamente e di conseguenza adesso siamo saliti a bordo in questa sfida, la responsabilità è enorme, dobbiamo cercare di ottenere subito il risultato primario che è quello di rilanciare la squadra vincendo il campionato di Serie A2. Sappiamo che tutti quanti eh, cercheranno di metterci il bastone fra le ruote però la squadra è molto forte e tornando comunque al discorso iniziale dell'amore che sto iniziando a scoprire nei confronti di questi colori, di questa grande polisportiva, insomma viene da solo, è la polisportiva più grande d'Europa, l'opportunità di farne parte già di per sé è un'opportunità gigantesca, di conseguenza viene da solo che il progetto deve essere un progetto vincente. Ma io lo spero, nel senso che noi vogliamo diventare il fulcro del calcio a 8. Di conseguenza avere l'opportunità di avere rapporti con altre sezioni della polisportiva che ci mettono a disposizione giocatori di altissimo livello come Adrian e José per noi è ovviamente è una fortuna perché rende sempre più competitivo la squadra stessa. E questo fa parte appunto, per ricollegarmi alla domanda precedente, al fatto che far parte di una polisportiva così grande, prestigiosa, lo sto scoprendo con il tempo quanto è bello perché devo dire che pensavo di trovare un ambiente chiuso, invece con tutte le persone con cui mi sono relazionato ho sempre avuto le porte aperte. Quindi loro ci stanno aiutando a rilanciare questa squadra e è una grande famiglia ed è bello farne parte.